Furbetti del reddito di cittadinanza nel mirino della finanza vicentina, in 19 denunciati per indebita percezione per aver dichiarato il falso. La somma della truffa di denaro percepito illegalmente ammonta a circa 160.000 euro. Il tutto in una panoramica territoriale che abbraccia l'intera provincia, da Vicenza a Bassano del Grappa, da Schio a Montecchio Maggiore, a Rosà, Valdagno, Roana, Poiana Maggiore, Carré, Velodastico e Valli del Pasubio. Tra loro i profili più disparati: come un imprenditore legale rappresentante di una SRL, nonché intestatario di 2 immobili, 2 titolari di ditte individuali, residenti in insediamenti nomadi, chi aveva dichiarato il falso sulla residenza pur di percepirlo, chi aveva vinto somme di denaro senza dichiararle, una persona che sta scontando una pena in carcere e altre 3 che percepivano il reddito di cittadinanza senza dichiarare lo stato di restrizione personale di componenti dei rispettivi nuclei familiari. La Guardia di Finanza ha proposto all'Istituto di Previdenza il blocco delle singole posizioni e il recupero delle somme percepite illecitamente.